Ciao e bentornati sul mio canale. In questo terzo tutorial affronteremo alcune tematiche e vi farò anche delle raccomandazioni che vi saranno utili per poter far fronte ad alcune problematiche che via via si presenteranno durante lo studio del friscaletto. Tematiche che riguarderanno il modo di soffiare, la diteggiatura, e tutto quello che concerne un po' la gestione e lo studio del friscaletto. Prima di passare al terzo tutorial, però, permettetemi di ringraziarvi perché sul mio canale abbiamo da poco superato i 200 iscritti e quindi questo mi fa piacere perché insomma questo lavoro sta dando i suoi frutti e comunque c'è una buona parte di amici che apprezzano questo lavoro. Eh, Basta, che dirvi? Siete pronti? Iniziamo! Vi raccomando sempre di mantenere le mani rilassate, morbide, perché se dovessero irrigidirsi, non solo non vi permetterebbero di muovervi con una buona agilità, ma precluderebbero anche la chiusura di ogni singolo foro, perché il dito rigido spesse volte non va a chiudere ermeticamente il foro. Se dovesse capitare che, perché capiterà di irrigidire le mani, mollate un attimo, rilassate e dopo 2 secondi ripartite. Facendo attenzione a questa cosa, vedrete che una mano morbida sarà anche molto ma molto più facile da gestire. Una raccomandazione sulla soffiata. La soffiata è cosa fondamentale per far sì che il friscaletto venga suonato decentemente. Una soffiata troppo povera non permetterebbe allo strumento di mantenere l'intonazione, come una soffiata esagerata, comunque abbondante, farebbe crescere le note. Quindi, per intenderci, soffiando troppo poco, le note scenderebbero di intonazione e diventerebbero calanti. Al contrario, con una soffiata troppo abbondante, appunto, le note crescerebbero. E qualora ci si dovesse trovare accompagnati da altri strumenti, diciamo che le note non corrisponderebbero più e sarebbe anche una cosa anche parecchio sgradevole. Quindi fate attenzione a non soffiare troppo o a non soffiare troppo poco. Ogni strumento ha la sua portata d'aria. Per tutti i neofiti è importante che abbiano un friscaletto con un'apertura, ovviamente mi riferisco al canale di insufflazione, con un'apertura media di fiato, che non sia né troppo piccola né troppo grande, perché troppo piccola non riuscireste a sollecitare il vostro diaframma a spingere aria all'interno dello strumento. Diversamente, un'apertura troppo grande sarebbe troppo impegnativa. Quindi in una fase iniziale è consigliabile avere un friscoletto con un'apertura media. L'intonazione del friscoletto la scoprirete e la troverete voi stesso, ovviamente facendo sempre riferimento al fatto che il suono emesso, che sia singolo, che sia una nota tenuta, debba essere sempre rotondo, che non sia povero, che non sia eccessivamente pompato e che soprattutto staccandolo con la lingua insieme alla diteggiatura, perché lingua e diteggiatura giocano un ruolo fondamentale, perché se non sono perfettamente sincronizzati la nota esce sporca. Se uno arriva prima e l'altro dopo o viceversa, sentirete che la nota non uscirà perfettamente rotonda e pulita. Altra raccomandazione: evitate di prendere lo strumento per 5 minuti. Dice, ma io non ho tanto tempo per studiare, vorrei, ok, vi anticipo che i risultati saranno quasi zero. Le ore di studio sullo strumento non sono mai abbastanza.
questo lo sappiamo, però è anche vero che nella vita non c'è solo lo studio, non ci sono solo gli hobby, ma ci sono anche altri impegni importanti dove richiedono tempo, per carità. Però cosa succede? Chi non riesce a studiare per almeno mezz'ora, 40 minuti, 45 minuti continuamente, non riuscirà mai a metabolizzare l'arrivo dello strumento sul corpo. Cioè noi respiriamo normalmente, non è che ci dobbiamo ricordare di respirare. Di notte dormiamo e continuiamo a respirare normalmente, è una cosa, è un automatismo che è naturale. Cosa succede? Che iniziando a suonare il friscaletto, ovviamente solleciterete il vostro corpo, soprattutto la parte respiratoria, a chiedere una quantità d'aria per far sì che lo strumento venga ovviamente alimentato. Se lo fate 5 minuti, non otterrete nessun risultato. È come se dovessimo andare a fare una corsa. Fare una corsa di 5 minuti non ha senso. Se usciamo per allenarci, dobbiamo superare abbondantemente la mezz'ora perché la sudorazione, la stanchezza, determinate parti del corpo cominciano a lavorare dopo un determinato tempo. Quindi vi sconsiglio di suonare per pochi minuti perché i risultati saranno veramente bassi. È importante che, sempre nella misura in cui ovviamente non si vada oltre, fra virgolette, stressare un po' il proprio apparato respiratorio, perché man mano che si riesce a stare sullo strumento, automaticamente metterete fiato. Quello vi permetterà anche di acquisire, suonando, mentre suonate, una respirazione quasi normale. In realtà cosa succede? Quando si suona il friscaletto non bisogna svuotare totalmente i polmoni per riempirli totalmente. È la cosa più sbagliata perché nel giro di qualche minuto andremo in affanno. In realtà l'aria va gestita. Come? Impiegando soltanto il 30-35% dell'aria che abbiamo nei polmoni. Perché il 35%? Perché lì spostiamo una quantità d'aria minima sufficiente per mantenere il friscaletto, per alimentare il friscaletto, ma nello stesso tempo quando prendiamo aria non abbiamo il tempo di mettere dentro, inspirare 2 litri d'aria. Quindi cosa succede? Che dobbiamo lavorare su una parte minima necessaria a far funzionare, a far suonare lo strumento. Non c'è una regola precisa che fa riferimento al numero di prese d'aria durante l'esecuzione di un esercizio o di un brano. Siano 10, siano 20, 50, 100, poco importa, non c'è una regola. Di certo c'è che se fate tutto di un fiato non vi danno il premio e lì stresserete notevolmente il vostro apparato respiratorio perché dovrà in quel caso svuotarsi più del previsto per poi riempirlo più del previsto. Quindi prendete fiato laddove avete la necessità, senza mai svuotarvi troppo e senza mai incappare nell'errore di trattenere l'aria, perché spesse volte si prende più aria del previsto, ma il consumo è molto più lento dell'aria che abbiamo messo dentro. Ok? Non abbiate paura di soffiare, anche perché nella prima fase la vostra soffiata sarà piuttosto debole. Via via, man mano che andrete avanti con l'esercitazione e con lo studio, vedrete come il fiato aumenterà e come diventerà sempre più naturale soffiare e mantenere lo strumento. Altro consiglio, evitate di suonare dopo aver consumato un qualsiasi pasto, colazione, pranzo, cena che sia, perché è naturale che dopo aver consumato appunto del cibo aumenti la salivazione.
quindi questo vi porterà ovviamente ad avere una maggiore salivazione e rischiare di chiudere un po' lo strumento. Se avete la possibilità, evitate di suonare dopo aver mangiato. Un'altra raccomandazione: la pulizia dello strumento. Lo strumento è soggetto a salivazione, piccola o grande che sia, è soggetto a salivazione. Lasciate il friscaletto dopo aver suonato o dopo aver completato l'esercitazione, lasciate il friscaletto se lo vedete particolarmente bagnato, lasciatelo in posizione verticale, non in orizzontale, così tutto quello che potrebbe esserci all'interno, se c'è un'eccessiva presenza di salivazione, tenderà ad uscire. Lasciatelo, asciugherà da solo, non comporterà nessun problema, neanche futuri. Il fattore pulizia, ovviamente mi riferisco al canale di insufflazione. Il tappo si toglie, si deve togliere, perché periodicamente un friscaletto va anche pulito. Ci sono casi e casi. Ci sono alcuni friscaletti che il tappo viene incollato. Sconsiglio vivamente di acquistarne uno con il tappo incollato, cioè fisso. Prendetene uno che vi dia la possibilità di rimuovere il tappo. Attenzione però nella manovra di togliere e rimettere il tappo, perché è una cosa alquanto delicata. Il tappo chiude ermeticamente la canna, perché se dovessero esserci delle fessure ci sarebbe ovviamente una fuoriuscita d'aria e il tappo stesso non sarebbe stabile. Quindi il tappo entra a pressione nella canna. Cosa succede? Se dovesse venirvi in testa di rimuovere il tappo dopo aver finito un'esercitazione o un brano o più brani, evitate. Evitate di togliere il tappo quando lo strumento è bagnato, perché lo strumento, come la maggior parte dei legni, con la salivazione, con l'umidità, tende a gonfiare. Quindi il tappo in quel momento di poco, una cosa impercettibile, ma aumenta il suo volume. Togliendolo rischiamo di spaccare lateralmente il friscaletto. Quindi evitate di fare questa manovra inizialmente e subito dopo aver suonato alcuni brani. Diversamente, qualora decidiate di pulire lo strumento, fatelo quando per qualche giorno non avete suonato lo strumento o lo strumento è stato a riposo. Mettetelo un attimino sotto il sole, ovviamente non sotto il sole cocente, e con una bacchettina di legno che riesce ad entrare nella cavità dello strumento, dolcemente picchiate verso il tappo. Una volta preso in mano, pulitelo con un poco di alcol, lasciatelo asciugare, rimettetelo qualche minutino sotto il sole e dopo qualche minuto provate a riposizionarlo dolcemente nel suo alloggio. Ovviamente per chi ha un friscaletto magari sa come intervenire, per chi non lo ha o lo deve ancora acquistare, inizialmente non è necessario farlo, mediamente si farà dopo qualche annetto. Sempre che voi rispettiate quelle raccomandazioni precedenti, ovvero quello di non eh, suonare dopo aver consumato un qualsiasi pasto, perché lì ovviamente il rischio di ostruire il friscaletto sarà maggiore. Di sicuro vi chiederete, ma se mentre suono si dovesse ostruire il friscaletto, non è che posso aspettare che si asciughi, togliere il tappo, pulirlo, rimettere il tappo e quant'altro? È una manovra che comunque impiegherebbe un po' di tempo e non vi permetterebbe di suonare. Certo è che
Chi suona il friscaletto non ha mai un solo strumento, ma ne ha sempre più di uno, perché comunque non è solo un discorso di sicurezza se si dovesse ostruire, ma bensì perché ogni friscaletto è diverso da un altro e ha caratteristiche diverse, un po' nel suono, un po' nella quantità di fiato, nella tonalità, per carità, perché anche quello incide parecchio sul friscaletto. Quindi, come faccio a pulire il friscaletto in maniera veloce per far sì che mi possa permettere di continuare a suonare qualora si ostruisse? Ve lo faccio vedere subito. In realtà, nel friscaletto si può adottare anche un metodo che è abbastanza utilizzato da parecchi, con l'ausilio di un po' di carta abrasiva. Parliamo di carta abrasiva grana 1200, quindi quasi liscia. Non deve avere una grana grossa perché creerebbe dei solchi all'interno del canale di insufflazione, quindi una carta abbastanza fine nella grana. Io utilizzo abitualmente una 1200. Cosa faccio? Taglio praticamente un rettangolino di carta, lo piego a metà, alzo una punta in avanti per far sì che all'uscita del canale di insufflazione possa essere comodamente preso, lo inserisco nel canale di insufflazione e spingendolo fino alla fine vedrete che è già uscito da questa parte. Quindi fate scorrere all'interno del canale di insufflazione la carta, liberando ovviamente da eventuali ostruzioni, tirate fuori la carta, tappate la cosiddetta finestra, una bella soffiata e il fiscaletto torna ad essere di nuovo libero. Ok? Quindi questo è il metodo veloce per liberare il fiscaletto da qualsiasi ostruzione. Anche per oggi abbiamo finito. Vi ricordo sempre che potete tranquillamente contattarmi sul canale, scrivermi per qualsiasi dubbio o problematica vi si possa presentare. Iscrivetevi al mio canale se non lo avete ancora fatto e lasciate dei like e dei commenti. Vi ringrazio e arrivederci al prossimo tutorial. Ciao!